Quinta corsa al via, non corre pensiero Adri, lo schieramento Cobalto di No, Brigitte Rock, Rosio Light, Camilla Bass, Candei Greppi, Voltaire G-Font in chiusura. Favori che si contendono Brigitte Rock e Voltaire G-Font, 2,75 per entrambi contro il 4,75 di Candei Greppi, 5,50 di Cobalto di No, macchina che sta cominciando ad accelerare. E stacca in questo momento l'errore di Carosio Light, lottano subito Cobalto di No e Brigitte Rock che insiste. Cobalto di No difende la posizione, all'esterno c'è anche Candei Greppi, ma Brigitte Rock si avvantaggia, non passa ancora, lo fa dopo 100 metri di gara su Cobalto di No, mentre più indietro deve accodarsi Candei Greppi. Ancora Voltaire G-Font, mentre Carosio Light, come detto, ha sbagliato allo stacco della macchina. I 400 se ne vanno intanto in 31, Brigitte Rock leader, Cobalto di No a seguirne le mosse, poi Camilla Bass, Candei Greppi e Voltaire G-Font. Cavalli ora al completamento della piegata dei 600 iniziali, con la progressione molto graduale di Voltaire G-Font che cerca di avvicinarsi a fari spenti. Intanto però ha potuto graduare fin qui Brigitte Rock, che completa in 1,1,5 gli 800. Voltaire G-Font cerca di avvicinare Brigitte Rock, mentre Camilla Bass in terza posizione, all'esterno anche Candei Greppi, lungo la corda invece Cobalto di No. Il chilometro se ne va nell'ordine dell'1,17,1 e ora si comincia ad accelerare con Voltaire G-Font che cerca di prendere contatto con la leader, che però aumenta l'andatura. E ora a 400 dalla conclusione, spara un parziale secco in 14. Voltaire G-Font generosamente prova a riproporsi comunque su Brigitte Rock, alla corda c'è Cobalto di No, più indietro Candei Greppi, Camilla Bass, completamento della piegata, ingresso addirittura. Voltaire G-Font insiste su Brigitte Rock, che ha ancora mezza lunghezza di vantaggio, ma insiste ancora Voltaire, si avvantaggia a 100 dalla conclusione. Voltaire G-Font nel finale passa per vincere autorevolmente il secondo posto lungo la corda e per Cobalto di No. 1,14,6 il ragguaglio finale, 28 secchi però a chiudere il bel primo piano per Voltaire G-Font, che raddoppia così il successo dell'ultima uscita e mostra condizione al top, giro finale allo scoperto per aver ragione di Brigitte Rock, che alla fine deve cedere anche a Cobalto di No, che aveva corso anche ieri sera molto bene ed è secondo anche questa sera dopo il posto d'onore di 24 ore fa. Vediamo la vittoria nuovamente riproposta dalla regia per Voltaire G-Font, Federico Esposito, per conto di Cristian Rizzo e della scuderia RB Team.